Siamo con il candidato presidente della Regione Veneto, Jacopo Berti, del Movimento 5 Stelle. Partiamo dal tema della democrazia digitale, che è uno dei punti forti appunto del Movimento 5 Stelle. Che cosa vorrà fare Berti se vincerà, se diventerà governatore del Veneto? E che cosa farà anche per potenziare in generale le reti appunto informatiche? Il nostro progetto si chiama Veneto Valley, l'ho presentato 2 giorni fa. Cosa prevede Veneto Valley? Veneto Valley prevede prima di tutto la banda larga, una banda larga che deve essere in tutto il Veneto. Con 2 miliardi di euro cabliamo tutto il Veneto, 100 mega per i centri abitati, 30 mega per tutte le zone rurali. Fatto questo lo abbiniamo al wifi gratuito, accessibile a chiunque, in tutti i centri abitati. Questo è il primo modo per risolvere il problema del digital divide, come si chiama tecnicamente. In secondo luogo, gli spazi di coworking, abbiamo un sacco di spazi inutilizzati da parte della regione, mettiamoci dentro i ragazzi che hanno voglia di iniziare un'attività lavorativa e possono connettersi gratuitamente col progetto di cui parlavo prima. Ultimo ma non ultimo, l'accesso al credito, 25.000 euro per ogni ragazzo che, entrato in uno spazio di coworking e con la banda gratuita, riceve 25.000 euro per poter iniziare la propria attività lavorativa. Dove li troviamo i soldi? Li togliamo agli odiosi privilegi, penso ai vitalizi e agli assegni di fine mandato, e li ridiamo agli imprenditori. 65 milioni di euro in 5 anni che andiamo a recuperare e diamo a chi ne ha veramente bisogno, i nostri cervelli, perché rimangano sul territorio.